ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono intervenuti in un palazzo con ingresso in via Aurora a Catania, dove era divampato un incendio. Il fumo, visibile da Corso dei Mille, ha reso difficili le operazioni di salvataggio dei residenti, tra i quali donne e bambini. Lo stabile adesso è inagibile, soccorsi anche 2 agenti finiti al pronto soccorso per le inalazioni di fumo. Dopo la violenta grandinata e la pioggia torrenziale di ieri, le isole Eolie fanno il conto con il forte vento e con il mare in tempesta. A causa del maltempo di queste ore, Alicudi, Filicudi e la frazione di Ginostra sono isolate da ben 36 ore. Incidente all'alba in viale Regione Siciliana a Palermo, nella carreggiata centrale direzione Trapani. Un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo sotto il ponte di via Belgio e ha impattato contro il guardrail. Non è la prima volta che si registrano gravi incidenti in questo tratto stradale. Infine l'aggiornamento sul coronavirus e il report GIMBE. In Sicilia nella settimana tra l'11 e il 17 novembre si registra un miglioramento e una diminuzione dei casi, meno 3,6% rispetto alla settimana precedente. Sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva, 3,3%, occupati dai pazienti Covid-19. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.